L'attività ce l'abbiamo da più di 50 anni, non è mai successo. Scoppia la camera d'aria, ma è un colpetto, oggi è stata proprio una bomba. Una bomba, lo pneumatico che esplode e il dipendente che viene investito dallo scoppio, come ci spiega Elisabetta Bortignon, titolare del distributore officina di via Bassanese a Romano De Zelino, che però preferisce non farsi riprendere dalle telecamere. Eravamo in ufficio, mio marito era fuori e sono corsa ed era con le mani tappate perché probabilmente il colpo ed era caduto dallo sbalzo d'aria. Subito è partita la chiamata al 118, sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica. L'uomo, un cinquantenne che da più di 20 anni lavora in questa azienda come gommista, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Bassiano. L'incidente è accaduto intorno alle 8. L'operaio stava effettuando la sostituzione delle ruote di un'auto quando, improvvisamente, durante le operazioni di gonfiaggio, uno degli pneumatici è scoppiato colpendolo al volto e al torace. Adesso dobbiamo valutare se è stata causata dal difetto della gomma. Ha un taglio, può essere che c'era già, magari iniziale o comunque adesso dobbiamo valutare, daremo la gomma a chi di dovere perché valutino. Il cinquantenne è stato portato a San Bassiano in codice rosso, dunque in condizioni serie. Fortunatamente è migliorato già nel corso della mattinata.